grazie per l'invito. È stato un piacere che mi avete invitato qua, perché non è per solo l'occasione di ritornare in Italia, dove ho vissuto per parecchi anni, ma anche perché molti di noi che abbiamo relazioni con altri paesi europei per le cause più diverse, troviamo un'occasione un poco per, come possiamo dire, semplicemente internazionalizzare questo problema della crisi, perché all'inizio in Grecia siamo sentiti molto soli quando ha cominciato questa crisi, il 2009-2010. Sembrava che noi eravamo un paese relativamente di delinquenti, di gente che non lavora, di pigri del sud, che non erano capaci di fare niente, solo di mettersi in debiti, di vivere sopra delle loro possibilità, eccetera, eccetera, eccetera. E come soluzione doveva essere vendere una isola, vendere l'altra isola, vendere Acropolis, come suggeriva Focus, una rivista economica tedesca, eccetera, eccetera. Poi piano piano, discrezionalmente, perché a nessuno di noi è piaciuto vedere anche altri paesi cadere in questa trappola che hanno messo i mercati, questo isolamento un poco si è passato, però contemporaneamente abbiamo constatato anche un'altra cosa, che anche se molti ormai siamo dentro questa crisi, sappiamo molto poco uno di quello che succede all'altro. E specialmente lo dico perché la Grecia è un paese molto vicino all'Italia, e l'Italia è molto vicina in Grecia. Non abbiamo una distanza come con l'Irlanda, per esempio, che si è messa anche questa piccola Irlanda di 4 milioni e mezzo in questo calvario. Le analogie veramente spaventano a volte, e lo dicevo ieri quando eravamo a Montello a parlare pressappoco su questi problemi. Io pochi giorni fa vedevo questo trucco del Comitato Olimpico Internazionale, che dovevano decidere dove mettere le Olimpiadi, vedere Madrid che pretendeva una città distrutta e devastata in un paese come la Grecia, che 1 su 3 spagnoli, come 1 su 3 greci è disoccupato, volevano prendere a organizzare Olimpiadi, una città che tra l'altro è proprio quasi alla bancarotta, perché hanno emesso tantissimi bot nel mercato per fare opere megagalattiche, eccetera, e pretendevano con queste situazioni economiche prendere le Olimpiadi. Poi loro perdono le Olimpiadi e vediamo Letta in televisione a pretendere le Olimpiadi per Roma, pensando: ma come l'Italia con 2 trilioni di debito pretende di organizzare Olimpiadi? E sapendo che noi, la bomba della crisi del debito greco è scoppiata quando praticamente scadevano i bot delle Olimpiadi, perché anche noi abbiamo organizzato le Olimpiadi meravigliose, le abbiamo stravagato ai costruttori, a tutti questi imprenditori che hanno costruito delle opere che il giorno dopo non è passata un'anima viva dentro queste opere inutili. Quando scadevano i bot, lo Stato ha capito che non aveva i soldi per pagarli, e lì è esplosa la crisi. Con questa cosa, ma non le sapevano le cose? Certo che le sapevano, ma è vero che la Grecia è entrata con la finanza creativa dentro l'euro? Io dico di sì, ma anche l'Italia è entrata pressappoco truccando un poco probabilmente meno i conti, è entrata anche l'Italia dentro l'euro in questo modo, ma alla fine su tutto questo chi paga questo conto di tutti questi trucchi, di tutte queste operazioni bancarie speculative, eccetera? A noi per esempio ci dicono che voi avete un debito di 200 miliardi di euro, dovete prendere un pacchetto di assistenza dal Fondo Monetario Europeo e dal Fondo Monetario Internazionale, dall'Unione Europea, di 110 miliardi di euro per affrontare la situazione. Abbiamo fatto non solo questo prestito, poi è venuto un altro prestito, e poi anche ora dicono che dobbiamo fare un terzo memorandum, cioè che sarà praticamente il 4º prestito. Per andare dove? Cioè noi ci indebitiamo tutti i giorni, il vostro debito aumenta tutti i giorni, il debito della Spagna aumenta tutti i giorni, che anche la Spagna ha chiesto un prestito per le sue banche, il debito del Portogallo aumenta tutti i giorni, vanno anche loro per un secondo memorandum, e noi vediamo la uscita da questa crisi. Noi abbiamo preso tutta questa marea dei miliardi senza spendere nemmeno un euro per il bisogno dei greci.
Cioè praticamente sono soldi che vanno a pagare strozzini dei mercati, perché così si chiamano tutti questi che vanno alla Banca Centrale Europea a prendere un prestito a 1% e vanno poi dopo a dare questi soldi, a prestarli agli stati con 10-12% quando arrivano con le speculazioni dei mercati finanziari a vendere i bond, eccetera. Ci hanno detto che va bene, questo debito è impagabile, ci hanno fatto un primo taglio, che dovevamo tagliare il nostro debito. Hanno fatto questo taglio e abbiamo scoperto dopo che non si trattava del taglio del debito delle banche, dei finanzieri, di tutta questa finanza che specula sui mercati, ma hanno tagliato la parte del debito che lo avevano i clienti di previdenza, che sono quelli che pagano le pensioni praticamente. Allora che hanno fatto? Hanno tagliato praticamente tutti i fondi degli enti che dovevano pagare le pensioni e ora praticamente vogliono piano piano abituarsi all'idea che devono fare ancora un altro taglio alle pensioni. In Portogallo 10 giorni fa hanno fatto le elezioni amministrative, 53-54% della popolazione non è andata a votare. Subito, credevo che l'avevo spento, subito dopo presentano anche lì nuovi tagli. E che vogliono fare? Tagliare il 10% di nuovo anche lì le pensioni, anche quelle minime. In Spagna idem, preparano anche lì nuove misure. Questi giorni il governo greco prepara con la finanziaria che deve presentare per l'anno prossimo fare un altro taglio di 3 miliardi e mezzo, che probabilmente possono essere anche di più, perché con queste cose nessuno sa dove andranno a finire. Tutti questi prestiti praticamente sono consigliati da 2 o 3 banche molto conosciute, che praticamente tutti questi che hanno gestito la crisi economica dall'inizio che è scoppiata nella Eurozona erano ex impiegati della Goldman Sachs. È molto triste dirlo, perché quando noi dicevamo che qualcuno ha truccato i conti per entrare la Grecia nell'euro, avevamo un presidente del Banco Centrale di Grecia che si chiamava Papadimos. Questo qua lo troviamo dopo a gestire da primo ministro i debiti i memorandum. L'hanno messo un banchiere che non l'ha eletto mai nessuno in Grecia, non si è presentato, non ha preso il voto da nessuna persona, è venuto a fare il primo ministro, e questo qua era un ex ragazzo di Goldman Sachs. Cioè lui ha truccato, ha messo il paese in ginocchio sapendo benissimo che la Grecia aveva questi problemi e ha firmato tutte le carte possibili, ha fatto tutti i trucchi possibili, e poi lo mettono quello lì a gestire la crisi che lui ha creato. Ma è possibile che questo qua può succedere? È possibile che queste persone si possano tirare dalla crisi? E noi dall'inizio, quando è scoppiata la crisi, subito dopo che hanno detto le misure che dovevano prendere, abbiamo detto di no, e lo abbiamo detto in modo massiccio in Grecia. Voi che idea avete avuto di tutta questa protesta che è stata in Grecia? Che i greci vanno lì e rompono i negozi, che mettono i fuochi dove possono e bruciano i negozi, e sono praticamente gente di questo genere tutti quelli che protestano. E la maggior parte dei greci sta tranquilla a casa sua e sopporta i sacrifici per salvare il suo paese, perché saranno le meraviglie dopo che, quando scadono questi programmi, come li chiamano, di stabilità eccetera, saranno superati tutti i problemi. La stessa idea pressappoco hanno cercato di creare anche quando i indignati in Spagna sono usciti per le strade. Anche lì volevano, come possiamo dire, mettere in disagio tutto il resto della gente, perché la gente protesta. In Portogallo, pochi mesi fa, in un Portogallo che pressappoco ha la stessa popolazione come la nostra, sui 10-11 milioni, sono usciti in una manifestazione 1,5 milioni, come minimo 1,5 milioni di persone. E lì non ha parlato nessuno niente di tutto questo. Cioè praticamente un 15% della popolazione attiva del paese è uscita per la strada a dire no alle misure di austerità, no a questa politica, e sembra che non è esistito niente. A noi hanno cercato sempre di far passare al Parlamento queste misure con i modi più impensabili, corrompendo deputati, cambiando ministri, di tutto. L'unica cosa che era chiaro in Grecia è che noi non potevamo votare, cioè il governo non doveva cadere e noi non dovevamo essere tenuti lontani dalle urne. Questo era dall'inizio la idea che abbiamo fatto, che la politica era solo loro, che loro dovevano gestire tutto, la parte economica, la parte sociale con i tagli, eccetera, eccetera.
E finalmente quando l'anno scorso erano costretti dalle proteste di andare a votare, non gli sono piaciuti i risultati elettorali. Non è uscita una maggioranza del governo, erano costretti a fare una seconda elezione. Abbiamo fatto le elezioni a maggio del 2012, dovevamo fare anche a giugno del 2012. È scoppiato un putiferio in tutto il mondo, cioè che devono fare i greci, che un paese ingovernabile, lo dico per voi perché dire per un paese ingovernabile in un paese come il vostro che aveva governi di pentapartito, che partiti di 1 e 2% avevano un sacco di ministri e praticamente portavano il paese dove volevano, che significa ingovernabile? Perché tra l'altro ci portano questa instabilità e questa ingovernabilità come un mostro, quando il vero mostro è il governo, come lo gestiscono loro. Perché da lì dobbiamo avere paura, dalle politiche che hanno applicato tutti questi anni. I risultati erano quelli che erano, poi hanno formato un governo che si suppone stabile. E che fanno i stabili governi? Passano una misura dopo l'altra. Anche ora, con questo nuovo il nuovo presupposto dello Stato, passeranno anche dei nuovi tagli. Però contemporaneamente nella società greca abbiamo avuto grandissimi sconvolgimenti, perché tutta questa protesta, perché anche lì una cosa molto importante, moltissima gente, ma moltissimi milioni di cittadini che prima erano ignari magari della politica, erano bravi a pagare le loro tasse, perché per dire la verità sì, c'è evasione fiscale, però in Grecia come in Italia come in Spagna chi fa evade il fisco? Quello che genera rendite dal fisco, l'impiegato, non ha niente da evadere. E tutti questi che fino all'ultimo centesimo pagavano le tasse, sono trovati per non poter pagare nemmeno le tasse, perché le tasse hanno aumentato tantissimo. Hanno messo praticamente ai proprietari delle case una tassa sugli immobili che equivale relativamente come un affitto, cioè hai la casa di proprietà e ti fanno pagare praticamente un affitto per tenerla. E molta gente, perché sono tantissimi disoccupati, perché hanno diminuito tantissimo gli stipendi, eccetera, eccetera, non può pagare nemmeno questi qua. E lo dico questo perché moltissima gente improvvisamente si è trovata a essere illegale, gente che prima non pensava nemmeno come possiamo trasgredire le leggi, perché è costretta, perché molte volte diciamo ma che fanno questi qua, perché fanno questo, o perché l'altro va a occupare un ministero, che sembrano cose un poco, come possiamo dire, di resurrezione, di rivoluzione, una cosa magari che spaventa una persona conservatrice o una persona moderata, però molti di questi che fanno queste azioni sono persone moderate, non erano né quelli di sinistra né di questi schifosi comunisti né anarchici che volevano mettere bomba, niente, gente normale si è trovata praticamente fuori dalla legge, non 1 e 2. E queste sono le politiche che hanno applicato. Contemporaneamente molta di questa gente ha cominciato a trovare anche soluzioni altrove, e questo secondo me è la parte positiva, perché si parla della Grecia come di un disastro della società, di tutte le pene, dei calvari che sopportano i greci. A parte è vero, perché anche in tutti i paesi questa crisi ha portato dolore, però dall'altra parte abbiamo creato anche cose nuove dentro la nostra società, siamo trovati molto bene, cioè di poter discutere con molta gente che prima non si interessava per niente, perché con l'individualismo degli ultimi decenni tante cose erano sparite dalla nostra società e improvvisamente ci siamo trovati in tutti i posti, nei quartieri. Io abito in un quartiere di Atene, ma anche nelle piccole città, nei piccoli posti, di fare quello che chiamiamo società, che di metterci insieme a risolvere problemi e a cercare di fare altre cose. E questa è la cosa più importante e più interessante secondo me, e anche lì il modo come agisce questa banda di criminali che sono i banchieri, gli armatori, i media di informazione che vogliono sempre trattenere la gente sottomessa è molto interessante. Noi abbiamo cominciato da cose molto semplici. Loro hanno messo una tassa sulla proprietà e l'hanno messa dentro la bolletta elettrica, minacciando la gente che se non paga la tassa della proprietà vengono e gli tagliano la corrente, cioè un bene essenziale per una casa, cioè come la corrente elettrica te la tagliano perché non hai pagare la tassa allo Stato, che è una cosa molto indipendente. Un'altra cosa che è il debito che posso avere io con il fisco, un'altra cosa avere io la corrente elettrica. Hanno aumentato tantissimo
la luce, eccetera, eccetera. Molta gente non se la faceva a pagare queste tasse, aveva paura che gli tagliavano la luce. E questo è successo, perché questi qua non si fermavano davanti a niente, anche solo per spaventare la gente, perché se tu sapevi che a tuo vicino di casa gli hanno tagliato la luce, pensavi che magari il mese prossimo veniva il tuo momento, e così ti facevi a pezzi a pagare la tassa. E questo qua, cioè praticamente era, come possiamo dire, una cosa spaventosa. E lì abbiamo cominciato di organizzare un movimento per non pagare le tasse, per non pagare questa tassa, e ancora di più, aprire i contatori e rimettere la luce alla gente. E lo abbiamo fatto in un modo, secondo me, magnifico. Loro non hanno potuto vincere, era una delle nostre prime vittorie, e la cosa importante è che anche la gente che lavorava alla Enel greca era solidaria a tutta questa gente che soffriva. Per questo che hanno fatto? Hanno tolto dall'Enel greca la facoltà di tagliare la luce, e l'hanno data a aziende private. Noi abbiamo praticamente assediato tutte queste aziende private, e alla fine avevano anche paura loro di venire a tagliare la luce dopo diverse proteste, eccetera, eccetera. Li abbiamo contenuto tantissimo, però questa cosa era molto importante per capire anche per noi quanta era la nostra forza per reagire a queste politiche. Contemporaneamente abbiamo cominciato di organizzare i mercati senza intermediari. Ha cominciato da Salonicco, da un professore universitario, perché era un momento casuale probabilmente, che aumentava il prezzo delle patate, perché anche lì con questa crisi, invece anche con la recessione grande che abbiamo avuto, eccetera, eccetera, l'inflazione che è caduta a causa della recessione, eccetera, loro aumentavano i prezzi negli alimenti, eccetera. Il reddito delle persone diminuiva e i prezzi aumentavano. Così abbiamo cominciato di organizzare questi mercati senza intermediari, che hanno avuto un tantissimo successo. E anche lì si è vista la gente di uscire dalla sua casa, ma anche persone, al mio quartiere per esempio, che abbiamo venduto in 8 mesi 150 tonnellate di alimenti alla gente che veniva, e molti venivano e dicevano: no, noi non abbiamo bisogno praticamente di queste cose, però solo che le vendete voi, che non saremo costretti per andare al supermercato a prenderle, veniamo qua anche per dimostrare che noi siamo contro queste politiche, eccetera. E anche lì era una nostra vittoria, perché lì abbiamo potuto costruire nei piccoli posti, nei piccoli quartieri, eccetera, una cosa molto molto di solidarietà tra la gente. Un'altra cosa spaventosa che hanno fatto, anche sempre per costringere la gente a sottomettersi alle nuove regole che noi dobbiamo andare a finire tutti ai fondi pensione dei privati e agli ospedali privati, è che quando abbiamo avuto un enorme aumento di disoccupazione, ora ufficialmente arriva al 29%, supera il 35% praticamente, forse arriva anche al 40% con i disoccupati di lunga durata. Però una volta che tu prendi il tuo sussidio di disoccupazione e finisce questo, dopo un anno e mezzo al massimo, tu perdi qualsiasi diritto per avere assistenza sanitaria, non sei niente, non sei nessuno. Se hai famiglia a carico, è lo stesso, anche la famiglia, perdono tutti il diritto di assistenza sanitaria, che è una cosa che ci porta al Medioevo. Cioè questa gente, cioè tutti quelli che non hanno l'assistenza sanitaria, dove andranno a finire? Ai stregoni? Cioè che devono fare? Dove troveranno le medicine? È un problema serio, perché magari prima della crisi negli ospedali greci non c'era nemmeno la distinzione dell'extracomunitario. Chi andava in ospedale era curato, a nessuno chiedevano né passaporto né se aveva il permesso. Se non aveva il permesso, una persona andava all'ospedale, aveva bisogno primario di assistenza sanitaria, era subito guardato da un medico, gli davano le medicine. E anche lì abbiamo cominciato di fare anche ambulatori sociali, li chiamiamo noi, e farmacie sociali, che hanno avuto anche questo un successo. All'inizio erano solo da extracomunitari, quasi il 100% delle persone erano dai paesi di questi extracomunitari senza documenti, eccetera, che non potevano fare niente. Ora sono quasi a metà. Magari finché dura questa crisi, finché avanza, probabilmente i greci saranno più degli extracomunitari, perché aumenta tantissimo il tasso di disoccupazione e della gente che li finiscono i sussidi, e così si sono costretti a stare anche senza medici. Questi giorni, partendo anche
dalla manifestazione che hanno fatto i vostri ragazzi oggi qua a Treviso, che hanno fatto una grande manifestazione per la scuola. Questi giorni in Grecia vogliono fare fuori anche la istruzione pubblica, perché ci dicono che noi abbiamo molti laureati che non serviranno più al paese, perché non servono specialmente queste facoltà teoriche, sociologia, scienze politiche, storia, filosofia, queste cose, psicologia, queste cose non sono utili, così devono un poco vedere come la gente non arriverà a fare l'esame di ammissione. Praticamente vogliono costringere i ragazzi dai 14-15 anni di non continuare gli studi e andare a fare l'ammissione all'università e avere pretese di entrare all'università, eccetera, di fare altre scuole tecniche che prevedono tra l'altro forme di lavoro da medioevo. Cioè loro insistono che loro devono andare a fare queste scuole e devono fare una specie di apprendistato per un anno per andare a lavorare gratis in un'azienda. Supponendo che abbiamo uno sui 3 è disoccupato, loro vogliono mettere nel mercato di lavoro anche i ragazzini di 15, 16, 17 anni a lavorare gratis per un'azienda che secondo molti di noi è inammissibile. A parte questo, prevedono dentro che i ragazzi potranno fare anche l'apprendistato in un altro paese europeo, parentesi, per esempio la Germania. Cioè, solo che a noi propongono questa cosa perché praticamente consideriamo che la Germania è uno dei principali fattori, uno dei protagonisti di questa politica dell'austerità, già ha creato una reazione. E come fare queste politiche? Tagliando i professori. Ora con il taglio che vogliono fare al settore privato, mandano questi giorni fuori dalle scuole medie 2500 insegnanti. Poi verrà il momento che taglieranno anche i maestri, contemporaneamente con gli altri, perché il loro calcolo è di mandare fuori dall'amministrazione pubblica 150.000 persone su 700-800.000 persone che lavoravano in generale nel settore pubblico anche allargato. Ma è solo in Grecia questa cosa, perché i greci, abbiamo detto, erano fannulloni, come diceva Brunetta, che ha usato questa espressione per i lavoratori italiani, eccetera, eccetera. Ma in Spagna che hanno fatto? In Spagna, da quando ha cominciato la crisi, dal settore pubblico hanno buttato via 300.000 persone. Ma dove vanno a finire queste politiche? In Portogallo che hanno fatto? In Portogallo le scuole praticamente quasi non funzionano. Hanno mandato via decine di migliaia di insegnanti in 3 anni. Solo l'anno scorso hanno mandato via 10.000 insegnanti. E queste cose dove andranno a finire? Da nessuna parte. Dicono che noi dobbiamo abbassare i nostri stipendi, eccetera. Ok, hanno abbassato lo stipendio minimo in Grecia, si è abbassato di un colpo solo di 22% ai 585-87 euro. Per i giovani hanno fatto ancora un altro massacro. Fino ai 25 anni gli hanno abbassato lo stipendio minimo di 32%. Vanno a lavorare con meno di 500 euro, 480 qualcosa euro. Ma chi va a lavorare con queste condizioni? Si suppone che noi dobbiamo diventare antagonisti. Come diventeremo antagonisti in queste condizioni? Abbassando sempre gli stipendi e dando stipendi da fame, senza un stato sociale, eccetera, eccetera. Ma se uno non studia, come non è specializzato, eccetera, eccetera, che tipo di economia creerà? Quale economia? Non c'è possibilità che noi riusciremo a fare qualsiasi cosa, e non solo per noi. Lo stesso vale anche per gli altri. Lo dicevo ieri, Merkel è andata in Portogallo quando hanno avuto problemi della stabilità, questa famosa stabilità del governo, e che ha detto nella conferenza stampa con Passos Coelho, il primo ministro portoghese: guardate che la Germania ha i suoi confini aperti per i vostri ingegneri e i vostri ragazzi che hanno studiato informatica, e se non sanno il tedesco non importa, lo impareranno quando verranno in Germania. Ma è questo il modo di uscire dalla crisi. Queste cose, fortunatamente a noi direttamente Merkel non le ha dette, perché c'è un odio, e lo capiscono molto bene, sulle cose che dicono i dirigenti tedeschi. Però questa è la soluzione, che noi dobbiamo emigrare di nuovo dopo 50 anni, mandare la gente a lavorare per i tedeschi nelle loro fabbriche, eccetera, eccetera, e non come manovali come erano una volta, o per stare dentro le gallerie a tirare il carbone, eccetera. Vogliono prendere il fior delle nostre società, quelli che hanno studiato, quelli che sanno fare, quelli che potevano nei nostri paesi progettare un futuro migliore.
Allora per noi, allora, con queste proposte che ci hanno fatto, le cose sono perdute, perché non usciremo mai da questa crisi. E questo è il punto, e qua si mette anche un grande interrogativo: come siamo finiti a queste cose? Sì, è colpa della gente, sì, è colpa della gente. All'inizio hanno cercato di colpevolizzare la gente. È uscito un ministro socialista nostro che si chiama Pangalo, un personaggio, non lo so se qualcuno segue un poco così grassottello, e diceva: ma tutti abbiamo rubato, tutti siamo colpevoli. Hanno cercato di dividere la gente, il settore pubblico contro il settore privato, i statali che non fanno niente, che mangiano e bevono a spese nostre, degli altri. Poi una volta che loro hanno sistemato un poco i statali malissimo, cioè con i tagli, hanno cominciato di sistemare anche il settore privato. Hanno abolito di colpo, erano in 2 mesi esatti in tutto il sud Europa. Voi lo chiamate Statuto 19, abbiamo detto, no? Articolo 19. Articolo 19, sì, con 18. lo statuto, il 18 con il statuto dei lavoratori. L'hanno fatto fuori in Italia. In Grecia hanno fatto altrettanto per tutti questi diritti dei lavoratori, lo stesso hanno fatto in Spagna e lo stesso hanno fatto in Portogallo. Non dire per l'Irlanda, perché lì li avevano fatti già fuori, perché l'Irlanda era l'esempio, era l'occhiello di come doveva essere l'economia aperta, e si è affondata anche lì per le banche. Allora, non ci rimane niente praticamente. Perdiamo i nostri diritti, non è una questione economica, cioè dici va bene, facciamo pochi anni di austerità, poi sarà la salvazione. Non c'è niente, perché perdi il tuo diritto di avere un lavoro decente, di avere uno stato sociale, e per di più perdi anche la democrazia, perché non è permesso ormai di avere opinioni politiche. Per noi non è permesso. Appena che uno manifesta, vengono e ti riempiono di tutte le cose possibili, immaginarie, che ha inventato la chimica. In diverse occasioni le cose che hanno tirato contro la popolazione ad Atene erano le cose che, perché le comprano ormai, siamo finiti a comprare queste cose immonde da Israele, le stesse cose che tirano ai palestinesi e agli israeliani. Cioè il nostro Stato, lo Stato greco, tratta i suoi cittadini come tratta Israele i ragazzi dell'Intifada. Cioè su questo siamo caduti. Questa è una cosa molto molto pericolosa. Non lo dico per fare politica contro Israele o per l'Intifada o per una cosa o l'altra, però questa è la realtà che viviamo. E sempre, quando qualcuno protesta, sempre per qualsiasi ragione, è violento, eccetera, eccetera. E l'avete visto anche voi a Roma il 15 di ottobre, quando c'era la manifestazione, hanno rotto 2 macchine della polizia e hanno messo fuoco a 2 o 3 cubi di spazzatura, e sembrava che hanno bruciato Roma, che è venuto un nuovo incendio a Roma. E questo hanno fatto passare molte volte anche per Atene, di tutto quello che succede. Poi ora, con gli ultimi casi di Alba Dorata, siamo ricordati che praticamente quando c'erano questi incidenti, tra virgolette, ad Atene, da dentro se avete presente come è il Parlamento greco di fronte a Piazza Sintarma, che c'erano le manifestazioni, proprio dal parcheggio del Parlamento uscivano questi tipi di Alba Dorata e andavano lì a caricare contro i manifestanti. Come era possibile da un Parlamento che uscivano da lì dentro questi criminali, di un'organizzazione che loro che li mettevano dentro il parcheggio, ora loro dicono che è un'organizzazione criminale. Noi abbiamo denunciato, tutti quelli che abbiamo partecipato ai movimenti, tantissime volte che c'erano poliziotti in borghese che andavano a attaccare le banche, a attaccare i ministeri, eccetera, eccetera, a creare questo clima di violenza. Nessuno si interessava. Sì, sicuramente c'erano anche ragazzi che un poco erano dei casinisti, eccetera, eccetera, però abbiamo denunciato allora che c'era uno Stato dentro lo Stato, quello che si chiamava una volta il parastato, che cercava di organizzare tutte queste cose. Qualche settimana fa siamo arrivati proprio al fondo del barile su questa situazione, che uno di questi assassini di Alba Dorata è andato e ha ammazzato un ragazzo, che questo Robert Fissas. E lì di nuovo sono spaventati, perché subito la reazione della nostra società, che secondo me è una reazione di salute mentale, era unanime. La gente è uscita di nuovo per le strade in tutta la Grecia. Abbiamo avuto grandissime manifestazioni, anche molte volte spontanee, non solo ad Atene ma anche in altre città, in posti piccoli. Nel mio quartiere, per esempio, che è un quartiere relativamente piccolo di Atene, hanno fatto un corteo di 1500 persone. Non era esistito mai questa cosa, mai, e non erano
persone tipo, come possiamo dire, questi dei cattivi dei centri sociali che fanno di una cosa all'altra. Partecipavano anche persone di 60-70 anni, c'era gente con le carrozzine, con i bambini che veniva lì in queste manifestazioni. E poi abbiamo visto per prima volta una cosa molto positiva: la reazione dell'opinione pubblica europea, ma anche americana, ha spaventato il governo e ha cominciato a prendere provvedimenti contro l'Alba Dorata. Però ognuno può avere diverse opinioni come si affronta il neonazismo, il neofascismo, specialmente voi in Italia. Penso che nessuno può dare né consigli né lezioni o parlare di questo argomento, perché l'avete vissuto moltissimo, non dal tempo di Mussolini, ma anche dal periodo delle stragi di Piazza Fontana, di Bologna, eccetera, eccetera. Brescia è qua vicino relativamente, le avete vissute queste cose. Però il problema che si pone è come che è nata questa cosa, come è cresciuta. Questo è il problema che ti spaventa. Non è che l'Alba Dorata uno la affronta con i muscoli, vai lì e litighi con loro hanno la loro milizia, i loro paramilitari, tu organizzi la sinistra che va lì a fare a botte. Queste cose non sono esistite, perché anche questa cosa è importante: la sinistra non ha una mentalità, una cultura di questo genere, specialmente in Grecia. Però la cosa importante è che il neofascismo e il neonazismo è cresciuto in Grecia perché l'hanno aiutato i governanti e l'ha aiutato questa crisi. Non è possibile allora che questa crisi finisse con una risposta di questo genere, una risposta di conservatori, una risposta da cannibalismo tribale, perché quella cosa che dice Alba Dorata non è contro gli immigrati, perché hanno cominciato spaccando le teste alla gente che veniva dal Pakistan, dall'India, dalle comunità che erano meno organizzate. Non è perché sono andati ad ammazzare un greco che ha cambiato niente, perché anche quando hanno ammazzato un pakistano è la stessa cosa, perché hanno ammazzato un uomo. Però la cosa importante è che questi qua hanno trovato un sottofondo che accettava questa cosa. E lì dobbiamo spaventare, quando una grande parte della popolazione accetta la violenza di questo genere per risolvere problemi. Io dico che ognuno può essere anche conservatore, non pensarla come me, però io non posso giustificare che una persona prende una mazza di legno e va a rompere la testa a un altro, o prende un coltello e lo ammazza, perché il ragazzo che razzina questo povero quartiere di Pireo l'hanno ammazzato così, senza nessun apparente motivo. Stavano in una caffetteria, è uscito, è venuto un altro da fuori con un coltello e l'ha ammazzato. A gennaio hanno ammazzato così un ragazzo con una bicicletta da Pakistan, perché si è incontrato con una moto che andavano due di Alba Dorata, l'hanno visto la notte, l'hanno accoltellato e è morto. E la cosa allora importante è reagire sulla società greca, è questo che cerchiamo molti di fare questi momenti dopo l'uccisione di questo ragazzo Fissas, cioè di delegittimare l'Alba Dorata nella società greca e proporre a tutta questa gente che ha votato Alba Dorata, che sono 420.000 persone in un paese di 11 milioni, che sono altre soluzioni, ma contemporaneamente a far vincere la legalità, perché lo Stato deve essere dentro la legalità. Non possono essere le stazioni di polizia praticamente sezioni di Alba Dorata. Queste cose le denunciavamo moltissimo e nessuno ascoltava. E visto però che la Grecia deve dal 1 di gennaio prendere il semestre della comunità europea, anche forze politiche che in Europa fino a poco tempo fa non davano molto interesse, anche loro sono messi a muoversi, a costringere il governo a prendere provvedimenti. Non sappiamo come andrà a finire tutto questo, perché io credo che con questa crisi siamo solo all'inizio, però la cosa importante è che dobbiamo fare una strada molto lunga e molto dolorosa. Non possiamo tornare indietro, come erano le nostre società, è impossibile. A noi hanno fatto un sacco di misure, perché praticamente loro dovevano prendere un Nobel dell'inventario delle misure che hanno adottato. Però non hanno fatto che, lo dico questo perché viviamo in condizioni pressoché uguali in Italia. Da tutti questi anni, da quando è venuto il Fondo Monetario Internazionale, la Commissione Europea, il Banco Centrale Europeo, non hanno fatto mai niente per combattere la evasione fiscale. Com'è possibile che hanno tagliato le pensioni, hanno tagliato gli stipendi, hanno fatto 1 sui 3 greci di stare senza lavoro e non hanno fatto mai niente contro l'evasione fiscale? Solo in Svizzera
gli evasori greci hanno accumulato praticamente una somma come il debito che abbiamo. Com'è possibile? Questi sono soldi che sono usciti dal paese, sono soldi che li hanno guadagnato al paese, con quale modo? Sfruttando il resto del paese. E al momento difficile li hanno lasciati portarli di qua. E negli altri paradisi fiscali quanti soldi allora ci sono? E questo vale per tutti, per tutti. Anche in Spagna hanno portato fuori i soldi, anche dall'Italia, anche dal Portogallo. Cioè, che significa hanno portato i soldi? Hanno portato capitali che potevano essere investiti al paese a fare qualcosa. Questa era la liberalizzazione dei loro mercati. E poi, con la liberalizzazione dei loro mercati, abbiamo visto quello che è successo a Lampedusa. Cioè, i capitali vanno di qua e di là e gli altri finiscono nel fondo del mare. Questo è una cosa importante, perché in Grecia c'è qualcosa di meglio. In Grecia fino a pochi mesi fa, nel confine con la Turchia, erano campi minati e saltavano per aria e nessuno parlava. Dicono, sono affondati 10, 15, dicevi un numero. Lì, quando andavano tutte le sere per passare il confine e si ammazzavano, nessuno parlava, nessuno si interessava. Hanno costruito un muro, li hanno costretti anche loro a passare con le barche. L'altra volta, qualche mese fa, era nelle coste della Turchia 50 metri, perché come questa gente non ha relazione con il mare e non sa nuotare, 50 metri dalla costa della Turchia sono affogati un sacco di gente. E niente, era un niente. Perlomeno con la Lampedusa è successo un putiferio e si è interessata all'opinione pubblica mondiale. È una cosa positiva per almeno che sono andati anche quei 10-15 persone lì appena che sono usciti dall'aeroporto e hanno urlato assassini e vergogna eccetera. Abbiamo visto almeno una reazione dei lampedusani. Per gli altri che succede? Niente. Allora si mette anche questo problema. Usciremo tutti insieme dalla crisi, perché la crisi ci colpisce tutti, però dobbiamo uscire per una nuova Europa, secondo me. Cioè, se queste cose sono ammesse è perché hanno fatto l'euro male, quelli governanti nostri che hanno votato praticamente da succubi delle banche straniere, da politici che gli davano gli ordini e non dai loro elettori che dovevano rendere conto. Hanno fatto la Banca Centrale Europea, che praticamente è una vergogna, perché tutti questi anni la Banca Centrale Americana, la Banca Centrale Giapponese, tutte le banche centrali del mondo hanno aiutato l'economia nazionale loro di fare qualcosa, e lo vediamo ora questi giorni in America quello che succede, perché fanno lì una battaglia politica e sociale spaventosa, perché Obama ha voluto dare assistenza sanitaria a tutti gli americani e gli fanno la guerra. Quello che avevamo noi qua, fanno la guerra per conquistarlo lì, con questa battaglia che fanno, i repubblicani minacciano di portare l'America in fallimento, almeno formalmente, e in Europa che avevamo questo Stato sociale, che era un esempio per il resto del mondo, lo vogliamo distruggere. Di questo si tratta. Facciamo trattati commerciali con i cinesi. In Grecia sono venuti i cinesi, hanno comprato una parte del porto di Pireo, vogliono comprare indietro una parte della zona industriale degradata per portare lì le loro mercanzie, assemblarle e venderle come prodotti europei con altri prezzi. Chi sono questi cinesi che vengono? Non sono nemmeno imprenditori, perché il presidente della Costco, della società che vuole comprare anche i porti, parte dei porti di Napoli, di Genova, di Barcellona e di Lisbona, questi qua, chi era questo qua, il presidente loro? Era uno che stava nella più alta gerarchia del Partito Comunista Cinese. Era uno che stava nella commissione di controllo, quello qua, 120 persone sono in questa commissione che possono giudicare il primo ministro cinese, il presidente della Repubblica Cinese, perché sono tutti del Partito Comunista. Era uno dei giudici del Partito Comunista Cinese. In una società di 1 miliardo e mezzo di persone, 120 hanno il più grande potere, uno di questi era il presidente di quello che voleva comprare i nostri porti. E non possiamo nemmeno... Che si può fare contro questo, tra virgolette, imprenditore? Sono andati i cinesi, hanno comprato la Enel portoghese, la EDP, e ora che mettono una tassa sull'energia, sono andati i cinesi al governo portoghese e hanno detto: quando avete privatizzato la ditta non ci avete detto che facevate questa cosa, perché ci avete garantito i profitti, allora non fate niente. E come la mette ora il governo portoghese? Ha un imprenditore che deve risolvere un problema o ha lo Stato cinese? Perché quelli che hanno comprato la Enel portoghese sono quelli che hanno costruito quella grande diga che ha cambiato il mondo, quella si chiama di Tre Golem, la società che hanno fatto questo disastro ecologico. E con questi qua si metteranno a pensare se i portoghesi vivono bene o vivono male? No.
e dicono che dobbiamo fare le privatizzazioni, che dobbiamo fare le liberalizzazioni, e dobbiamo fare. Per molti di noi non dobbiamo fare niente di questo. Fra pochi mesi saranno le elezioni europee, probabilmente se troviamo anche un modo di organizzare la nostra reazione sarà una cosa buona, però dobbiamo combattere per un'altra Europa, perché una volta il fascismo l'abbiamo vinto e dobbiamo vincere anche questa volta il fascismo dei banchieri, che è molto più difficile. Era molto più facile vedere un carro armato o uno con la divisa delle SS e fare una battaglia, è molto più difficile andare contro un bancomat, perché è un nemico che non è visibile. Però su questo dobbiamo un poco ragionare e su questo dobbiamo stare un poco insieme, anche se loro cercano sempre di mettere muri tra un paese e l'altro. E secondo me su questa cosa servono incontri come questo. Anche noi invitiamo ogni tanto gli italiani, spagnoli, portoghesi, perché dobbiamo avere relazioni dirette, perché dobbiamo stare insieme, perché siamo in Europa, che siamo un paese unico. Abbiamo problemi, io direi, regionali. Però dentro queste regioni deve essere un altro equilibrio. Dobbiamo fare una Europa politica, dobbiamo fare l'unificazione europea, non l'unificazione solo dei mercati e della moneta. Dobbiamo fare una unificazione politica con un presupposto dello Stato europeo uguale, eccetera, eccetera, eccetera. E dobbiamo cambiare anche la Banca Centrale Europea. Non è possibile che la Banca Centrale Europea è assente, non solo assente, aiuta i speculatori contro le decine di milioni dei paesi che abitano nel sud Europa. Perfino la Francia se la passa male, perché anche lì hanno fatto la speculazione e non sarà finita né per la Francia né per l'Italia. Fra qualche mese scaderanno dei bot italiani, e tantissimi, e lo Stato italiano dovrà emettere nuovi bot. Che farà allora? L'avete visto l'anno scorso, quando scadevano contemporaneamente i bot italiani e i bot spagnoli. Hanno aumentato i spread, tutti siamo diventati esperti dei spread. Allora, che si fa in queste situazioni? Che diranno di nuovo? Che dovete fare di nuovo anche voi più austerità, più austerità, più austerità? E dove finirà questa austerità? 2 trilioni di debito, chi lo può pagare? Nessuno. La Spagna ha già superato 1 trilione di debito. A noi siamo arrivati quasi a 500 miliardi di debito. Queste sono cose inammissibili, perché questi debiti li abbiamo pagati lungo questi anni sui interessi, degli interessi, degli interessi e sui interessi. E queste cose le dobbiamo dire. In Grecia c'è un partito che si è rafforzato tantissimo con la crisi di sinistra e lo guardano come un supposto terrorista solo perché non ammette queste cose. E lo presentano come una sinistra anti-europea, come una sinistra così, come una sinistra... Che dice Syriza questo partito? Niente, dice noi riconosciamo il debito e ritrattiamo tutto questo, vogliamo una Europa diversa, però andiamo a trattare. Però solo che a questi quali dice che non riconosci il debito, li capovolgi tutta la loro ingegneria logistica. Non voglio parlare molto di più, magari che facciamo una discussione che è molto meglio, però una cosa deve essere chiaro secondo me per tutti noi: siamo tutti sulla stessa barca e non ci sono soluzioni fuori dal punto di vista di stare tutti insieme e affrontare tutti insieme questi. E prima di tutto dobbiamo fare i conti con i nostri dirigenti nei nostri paesi, perché sono loro i più grandi responsabili. Io posso capire Merkel, posso capire Barroso, però non posso capire Papandreou, non posso capire Karamanlis, non posso capire Papadimos e tutti i Samaras che ci governano ora, perché questi qua hanno svenduto praticamente i loro concittadini. E secondo me è molto più inammissibile che ti svende il tuo vicino di casa, che si suppone che ti ha rubato la confidenza e il voto per tante persone e ci ha condotto in questa situazione. Poi, quando risolveremo anche questa situazione, potremo trattare con la Merkel, Barroso e il resto, però il primo obbligo secondo me che dobbiamo fare è capovolgere questi governi del sud Europa che rovinano la gente e le nostre società e per di più ipotecano anche un futuro molto molto triste per le generazioni che vengono, perché anche di questo si tratta. Certi di noi hanno una certa età, dici magari fra pochi anni succede una cosa o l'altra, però che puoi dire per i ragazzi che hanno contestatori qua fuori alla piazza nelle strade di Treviso? Qual è il loro futuro? Che questi qua, che tipo di famiglie faranno?
quando non avranno niente, né un ospedale pubblico, né una scuola pubblica, né una pensione, né niente di niente, perché tagliano dappertutto. Secondo me, e scusate se ho parlato troppo, pressappoco questa è una idea che dobbiamo cercare di essere cittadini europei prima di tutto e di reagire tutti insieme. Grazie.